La situazione economica, politica e sociale del nostro paese è purtroppo molto critica. In Sardegna la situazione è inasprita dall'atavico problema dei costi energetici. Oggi cercheremo di scoprire se è almeno possibile superare il problema dei costi energetici. Una delle fonti energetiche potrebbe essere il metano, gas naturale presente nelle rocce dello strato superiore della crosta terrestre. Essendo l'idrocarburo più semplice, brucia completamente senza produrre inquinamento. L'intera penisola da decenni utilizza il gas metano. Guardate la cartina della rete del metanodotto. Dal 1895 al 2010 sono stati realizzati 5.424 pozzi di estrazione, mentre la Sardegna non ha beneficiato di tale risorsa. La notizia è che nell'Oristanese ci potrebbe essere un giacimento di metano. Il gruppo Saras è titolare del permesso di ricerca denominato Progetto Eleonora, che si realizzerà in zona Senarrubia d'Arborea. Cerchiamo ora di capire in cosa consiste, approfittando della conferenza stampa indetta ad Oristano. Il progetto Eleonora sostanzialmente è una ricerca. In cosa consiste e cosa chiede di fare Saras? Sì, il progetto Eleonora è una fase esplorativa, non produttiva. Parlando genericamente, le attività di esplorazione si configurano in 3 fasi. Una prima di studi geologici e di analisi indirette che arriva a stabilire se c'è la probabilità dell'esistenza di un giacimento. Da questi indizi che danno una probabilità, uno valuta se c'è la possibilità e l'interesse di fare un pozzo esplorativo. Il pozzo esplorativo è l'unico che può verificare veramente se esiste il gas naturale o meno, ed è esplorativo, non produttivo. Qualora si possa fare il pozzo esplorativo e si ritrovi durante l'esecuzione del pozzo esplorativo il gas naturale, si può iniziare a quel punto a preparare un progetto per la coltivazione, come si dice in termine tecnico, cioè la produzione di gas per la distribuzione alle reti locali. Ovviamente quest'ultima fase può essere fatta solo dopo che sia autorizzato il pozzo esplorativo e a fronte di un ulteriore studio di valutazione di impatto ambientale che dirà se è possibile e compatibile l'attività di produzione. In cosa consiste l'attività di esplorazione? L'attività di esplorazione consiste in una perforazione per verificare la presenza di metano nel sottosuolo di Arborea, cioè verrà realizzato un pozzo esplorativo profondo circa 3.000 metri che dovrà raggiungere gli obiettivi minerari individuati in precedenza. La prima cosa che ci interessa capire è se in fase di perforazione l'isolamento è totale. I riscontri sono rassicuranti dato che in tutta Italia attualmente vi sono circa 1.900 pozzi di estrazione, nei quali non si è verificato alcun incidente sulla falda. Dove e come saranno realizzati i pozzi, ma soprattutto, domanda importante, se sarà utilizzata la tecnica del fracking, ovvero della fratturazione idraulica. Allora, premetto subito, non verrà utilizzata la tecnica del fracking. La tecnica del fracking viene utilizzata in certe particolari formazioni geologiche, soprattutto negli Stati Uniti, di tipo scistoso. Qui le condizioni geologiche sono completamente diverse, non c'è nessuna motivazione di utilizzare la tecnica del fracking, non funziona, non ha logica con questa condizione geologica e per questo motivo noi non la utilizzeremo. I pozzi sono il pozzo esplorativo, perché è uno solo, verrà realizzato nella localizzazione che è stata direi testata e studiata ulteriormente, perché la Regione Sardegna ci aveva detto di valutare alcune possibilità alternative, le abbiamo analizzate ma in sostanza non ci sono, perché il giacimento è lì sotto e lì è l'unica possibilità di effettuare il pozzo esplorativo. Qualora il pozzo esplorativo venga ovviamente autorizzato, si ritrovi il gas naturale, quello che conosciamo adesso con gli indizi che abbiamo ci fa
presupporre una possibilità per sfruttare il giacimento di utilizzare altri 2, 3, massimo 5 pozzi sempre nella stessa zona del primo pozzo esplorativo. Uso il condizionale perché chiaramente lavorare su indizi geologici ha solo delle probabilità, realizzare un pozzo esplorativo dà un chiarimento effettivo sulle potenzialità, la qualità e la tipologia del giacimento eventuale. Dove verranno canalizzati i rifiuti derivanti dalla perforazione? Allora, inizialmente i rifiuti derivanti dalla perforazione vengono abbancati in 2 bacini impermeabili all'interno del cantiere. Una parte di questi verranno trattati sul cantiere, il resto verrà portato in discariche autorizzate. Nei campioni sono stati rilevati elementi solforati? No. Nei campioni analizzati di acque e di suoli rappresentativi del metano presente nel sottosuolo non è mai stata rilevata la presenza di composti di solforati e quindi precursori della presenza di idrogeno solforato. Che tipo di fluidi di perforazione verranno usati? Durante la perforazione i fluidi utilizzati servono sostanzialmente a mantenere il pozzo stabile. Sono fluidi a base d'acqua che utilizzano sostanzialmente due componenti, delle argille bentonitiche e della barite, quindi argille bentonitiche prodotte nelle cave della Sardegna, barite che è un minerale naturale, e gli additivi che verranno usati nei fluidi di perforazione sono sostanzialmente degli additivi normalmente utilizzati nella vita di tutti i giorni, compresa l'industria alimentare. Ad esempio la soda, ad esempio la gomma xantano, che viene normalmente utilizzata negli alimenti. Ma non è che la soda poi ci sbianca l'erba di Senarrubia? In quantità talmente limitate che non produrrà nessun tipo di effetto. Ma quali sono state le misure prese per la salute pubblica? Durante tutta l'attività di perforazione è previsto che vengano adottate misure per l'abbattimento delle polveri, del rumore, delle emissioni, per evitare qualsiasi tipo di compromissione, non solo con la salute pubblica, ma anche qualsiasi tipo di interferenza, ma anche con tutte le componenti ambientali con cui le attività possono venire in contatto. Quindi parliamo anche degli aspetti vegetazionali e della fauna. È stato fatto un serio studio di impatto ambientale per i rischi di contaminazione? Ma io penso che sia più che serio. Rispetto a quanto si fa normalmente, ripeto, per dei pozzi esplorativi, io ritengo che noi abbiamo fatto un'opera che va al di là dei migliori standard che normalmente si utilizzano. Questo ci tengo a dirlo perché è anche un po' una politica aziendale di usare per tutti i progetti importanti quelle che vengono definite le best available technique, cioè le migliori tecnologie di studio, di produzione o di costruzione che siano disponibili al momento. Ovviamente a disposizione siamo interessati anche a sentire commenti, valutazioni, perché è sul tavolo per discussione. Qualora venisse trovato il gas metano, come si procederà? La prima cosa è di bloccare il pozzo in attesa delle ulteriori attività normative. Le ulteriori attività normative sono la preparazione in primis di un progetto per la fase di produzione. Questa preparazione di progetto dà luogo poi a un ulteriore stadio di valutazione di impatto ambientale per un pozzo o al massimo i 5 pozzi produttivi, a una fase di istruttoria con la Regione Sardegna per la concessione non più all'esplorazione ma alla coltivazione, come si chiama, cioè alla produzione, e poi Saras dovrà appunto attrezzarsi per fare questa fase di produzione. Contemporaneamente bisognerà prendere accordi con società
enti, istituzioni locali interessate alla distribuzione del gas, collegare i pozzi alla rete di distribuzione del gas che in parte è già costruita nell'Oristanese e iniziare tutta l'attività di sviluppo industriale dell'attività. Se qui si trovasse il metano, sarebbe distribuito in tutta la Sardegna, con un notevole vantaggio economico per le famiglie e le attività industriali ed agricole. La stima del risparmio per il metano, utilizzato per il riscaldamento, per l'acqua calda e per cucinare, va dal 25 al 30%. Inoltre, la legge regionale numero 20 del 1959 stabilisce specifiche condizioni per indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Non solo, la Regione Autonoma della Sardegna riscuote il 10% del valore della produzione. Vale a dire che Regione e comuni interessati riceveranno un contributo compensativo annuale che, secondo le previsioni, potrebbe aggirarsi tra 1 e 3 milioni di euro sulla base delle quantità di metano estratte. La prossima settimana non dimenticate di seguirci. Cercheremo di approfondire ma scandagliare tutto ciò che abbiamo sentito oggi, soprattutto nel territorio di Arborea, dove si realizzerà il progetto di ricerca. Ma la cosa più interessante è che faremo un raffronto con i costi energetici. Questa è una bolletta che mi hanno spedito da Udine, una bolletta dell'AMGA, e vi posso garantire che le differenze dei costi tra chi utilizza il metano e chi non lo utilizza sono notevoli. Vi aspetto.